Allora, l'ultimo rapporto censo non parla benissimo, non parla neanche malissimo, perché alla fin fine abbiamo guadagnato una posizione tra i mega atenei. Non siamo gli ultimi, siamo i penultimi, tra i mega atenei, il che vuol dire tra gli 11 migliori atenei d'Italia. Gli altri atenei sono di livello inferiore per numeri e per qualità. Devo dire certo bisogna lavorare. Io ho analizzato quali sono le cause principalmente sono legate alla internazionalizzazione dell'Ateneo, sul quale abbiamo fatto qualche progresso, ma molto dobbiamo fare, e in questi mesi abbiamo stabilito diverse convenzioni con università straniere per fare in modo che i nostri docenti possano collaborare, i nostri studenti possano andare all'estero. Inoltre la qualità della didattica è importante, la qualità della didattica è stata particolarmente attenzionata in questi mesi. Il nuovo presidio di qualità sta lavorando molto seriamente con i presidenti dei corsi di laurea per cercare di far sì che la didattica sia al meglio possibile, che gli studenti che vengono interessati sulla qualità della didattica possano sapere che nell'Ateneo di Catania si cerca di progredire nell'ambito della qualità didattica, e credo che pian piano ci stiamo riuscendo.